Amici bellini, facciamolo a volo perché vi devo dare soddisfazione. Poi dopo c'è un poco di Juventus Lazio, un po' di considerazioni sulla Serie A. Andiamo a vedere subito. Fabio mi ha sbagliato Elmas. Antonio mi ha sbagliato Demme. Caro Renato, si è inventato Lozano in centrale e ne abbiamo parlato anche su Telegram. Non ha le caratteristiche, Renato, è un'idea sfiziosa ma non ce le ha. Le caratteristiche, vediamo qui c'è Elmas, va bene, qui c'è Maximovic, va bene, Maximovic, attenzione, abbiamo un vincitore. Gennaro C l'ha presa, dice 3-0 per noi, questa non l'hai presa purtroppo, però la formazione era quella giusta. Continuando, Elsime, Andrea, tu hai messo Gulam, sei un sognatore, purtroppo. Eccone un'altra, Francesco Esposito l'ha presa, lui sperava in Gulam però ha messo Mario Rui e questa qua è quella giusta. Il cugino Sellini mette Dem. Enrico la prende perché si corregge e dice ovviamente squalificato, l'avevo dimenticato, quindi giocherà Isai, e quindi Enrico Terlizzi la prende con KK, sì, è buona. Maximovic no. Atomic l'ha presa, Raffaele Cirillo l'ha presa. E con i complimenti di Aniello chiudiamo. Siete stati bravissimi e non era facile. Adesso vediamo cosa siete capaci di fare. Domani metterò la fotografia per la formazione contro il Parma. Non è facile, ma vediamo chi la prende. La palla, ultimo uomo. Amici, ho trovato i friarielli. Che succede? 2-0? Sicuramente sarà una cosa meritatissima. Che succede? Ah, proprio mo' ha segnato. Ah, si è cagata sotto la Lazio. Altruismo di Dybala. I passettini è giusto così. Il primo gol come è stato? Me lo fate sapere voi nei commenti. Io devo cucinare, non mi interessa poco fondamentalmente. Ma sai che la preferisco? Invece di sentire a sti cretini che parlano e che non ti dicono niente di che non sai già. Senti i giocatori, l'allenatore, è bellissimo. Ma c'è un'opzione di Sky per sentirle così. Cambiate il volume, l'audio, come si fa? E questa è la nostra linea. Ah, no! Era proprio fatemelo rivedere, non l'ho visto bene. Ma un attimo proprio! Non si può venire un poco meglio. Bella serie, io l'ho tirata, voi non avete dubbi. E questa. Quindi è stato un rigoruccio, eh? C'era. Chiedo. Non fallo di mani sono rigori. Posso fare degli esempi? Muriel, i 2 rigori con l'Atalanta, questo. A Juventus se non avevo rigore come la sblocca. È giusto. Ma è giusto. Siamo scemi noi. Io l'ho detto nella reazione di Napoli-Udinese. Insigne, devi calciare sulle mani degli avversari. Bisogna farlo adesso perché mo la regola spero che cambi, perché così non si può andare avanti. Come ride Orsato, come è sereno perché il bonifico arriva. Scherzo. Sto scherzando. Orsato è il miglior arbitro italiano. Questo è Sarri. Caressa, stai zitto, non ti chiamare falli che non esistono. Attenzione! Sei un ragazzo primavera perché loro non hanno più giocatori. Marona, che peccato. Ricoruccio! Bonucci, dai. No, basta questa storia che lui consiglia. L'hai fatto con Ibrahimovic, basta. Stai diventando ridicolo, Ronaldo. Diciamoci la verità, stai diventando un personaggio ridicolo. Tu e i tuoi doppi passi che però resti sempre là. La vecchiaia ti sta rovinando, sei stato un grande calciatore. Ma adesso basta. Ecco, inquadrate Ronaldo subito. Inquadratelo subito. Credete, lo ha distratto a Cesny. Lo ha distratto. Ti devi fare i cazzi tuoi, secondo me. Ma secondo me difende anche Cristiano. Che eroe. È un eroe. Madonna santa! La perdita di tempo dei campioni. Ragazzi, e dai, di cosa vogliamo parlare? Facciamo un punto sulla Serie A. Però mi devo cambiare la maglietta perché questa è la maglietta di Saverio solito. Quindi facciamo così. Che ne dite? La magia. È tutta una magia. Allora, togliamo da mezzo questi qua perché scivola, non ci interessa. Situazione della Serie A è presto detto. Insomma, la mia previsione, non l'ho vista, ho visto solo il finale, quindi non posso parlare della partita nello specifico. Io avevo detto che la Juve l'avrebbe vinta e il mio gemello cattivo aveva detto che invece la Lazio avrebbe fatto una grande partita. Non so se ha fatto una grande partita. Il secondo tempo è stato
praticamente regalato alla Juve da quel rigore e poi la follia di Felipe là. E quindi credo che il campionato sia finito. Non avevamo dubbi sotto un certo punto di vista, però come la recuperi? Ecco qua, la Juve sale a 80 e l'Inter è a 72, ma in realtà i punti non sono 8 ma sono 9 per lo scontro diretto. 72, 71 e 69. Queste sono le squadre che vanno in Champions. Questa è la squadra che ha vinto. L'unica cosa di cui si può parlare, c'è il mini campionatuccio qua tra Milan, Napoli e Roma, ma credo che anche questa sia fatta perché noi siamo qualificati. La Roma e il Milan non possono essere insidiati dal Sassuolo, nonostante stia giocando benissimo, e solamente per la lotta per non retrocedere. La Spal è retrocessa. Il Brescia sta attaccato per i capelli per tentare di recuperare, ma il Genoa ha allungato sul Lecce, un'altra cosa assurda. Io mi dispiace assai per il Lecce, cioè quello Gabriel si butta, palo, schiena, gol. Sono quelle cose che quando ti devi salvare per forza. Liverani continua a crederci, ma la vedo dura. E quindi niente, non si possono nemmeno fare gli esperimenti. Capite qual è il problema? Perché se noi abbiamo il problema che dobbiamo arrivare a col Barcellona non infortunati, gli altri pure, che hanno insomma partite di Europa League, le partite di Champions di Atalanta e Juventus, insomma non c'è niente da sperimentare, c'è da allenarsi. E penso che vi siate resi conto che anche per quanto riguarda il resto delle squadre tutti prendono gol. Questo è il leitmotiv del post-Covid, del post-quarantena. Tutti prendono gol perché nessuno riesce a stare in concentrazione per 90 minuti. Si deve tirare il fiato, a un certo punto ti manca proprio, non ce la fai più. E l'abbiamo visto con la Juventus, l'abbiamo visto con l'Inter, la Lazio che è scoppiata. L'unica che sembra un po' più in palla è l'Atalanta, però sappiamo che vivono su quell'entusiasmo, su quegli sprazzi, non fanno una corsa continua, fanno un gioco a uomo, belle e buone, improvvisamente accelerano e gli riesce quello che gli riesce senza fare allusioni a preparazioni tecniche diverse. Il Napoli, sappiamo, deve starsene tranquillo finché il Barcellona non arriva, e non sappiamo nemmeno se giochiamo a Barcellona perché il Covid è ripreso in Spagna e quindi si potrebbe giocare in Portogallo. Questo è alla fine. Fatemi fare un ulteriore ringraziamento perché un altro amico ha appena ordinato la tazza ed è il mister Fulvio Brigante, tra l'altro mio ex allievo di basso elettrico di quando io stavo a Napoli. Fulvio, bacio, ti voglio bene, mi manchi. E in questo modo ci sentiamo anche più vicini, grazie per il supporto. E non ho citato Alberto Brignola, che anche lui, come vedete, ha lasciato una donazione diretta e quindi gli ho dato accesso al gruppo Telegram segreto dove facciamo le nostre cofecchie. Non c'è molto altro da dire se non che il campionato è finito, che il Napoli forse pare abbia acquistato Osimhen, perché c'è stato un tweet poi ripostato su Instagram, lui ha lasciato il like su Instagram e allora tutti dicono allora è fatta. Non si sa, si parla un gran bene di Osimhen, noi ci dobbiamo fidare all'inizio, dobbiamo non essere troppo trancianti con i giudizi subito e dobbiamo capire, dobbiamo lasciare il tempo che se fosse fatta e capire come si inserirebbe negli schemi di Gattuso, e potrebbe essere un crack. Io gli do già il soprannome, se viene, è la bestia nera. Lui è una bestia nera e deve fare la bestia nera di tutte le squadre avversarie, sperando che non prenda pali, perché noi coi pali vogliamo parlare di sfortuna, vogliamo parlare di accanimento, come si fa? Non si fa, più di così non si poteva fare, e quindi va bene così. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Questo è un video che non serve fondamentalmente a niente, giusto per salutarci e per tenerci in costa, per l'algoritmo. È un fatto di algoritmo, così YouTube sa che io posto una continuazione e magari li fa comparire questi video ad altra gente, perché così voi siete già iscritti, voi che l'avete visto tutto quanto, lo so, voi lasciate un like, però ci sono altri che non lo sanno e allora magari mi scoprono e dicono ah, ma ci sta pure un altro che parla di calcio. Sì. Sì. Amici, allora io ho gli amici polacchi, the Polish friends. Aspetta, in realtà lui è stato anche in Calabria, quindi e dobbiamo chiedere riguardo Milik, riguardo Zielinski, allora Milik, Zielinski, what do you think? Milik, Zielinski, what do you think? What do you think? They're good, they're fucking awesome. The best number one, Polska! Woo! Milik, Zielinski, Napoli! Sono proud, sono molto proud. What was that thing? I don't know Napolitano? Italian. No. I know my friend, but I don't know Italian.
Polonia, Napolonia, what was that? Napoloni, è vero. Napolonia. Ok, so they like Milik. But what if Milik goes to Juventus? Oh. You see? That's good.